Dopo la morte di Loredana Guida, petizione per chiedere la creazione del reparto di malattie infettive. Isolato il coronavirus, cura più vicina. CGIL chiede venga nominato il direttore dell'ASP di Agrigento. Schianto autonomo sabato notte, muore giovane di Ravanusa. Grave la ragazza di Canicattì che viaggiava al suo fianco. Incendio in una palazzina, 72enne perde la vita, ustionato il marito. La famosa scogliera di Realmonte recintata per pericolo crolli, ma ai turisti non interessa, scavalcano ed entrano, nuovo video denuncia di Mariamico. Giornalista disabile cacciato durante una partita dall'arbitro, esplode l'indignazione, calcio, l'Acragas pareggia, il Canicattì stravince, basket, la Fortitudo perde contro la capolista Torino. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, oggi è il giorno dell'autopsia collegiale sul corpo di Loredana Guida, l'insegnante e giornalista agrigentina morta a causa di una malaria che aveva contratto durante una vacanza in Nigeria, dove era stata per organizzare la costruzione di una scuola. Oltre al medico legale sarà presente anche un infattologo ed intanto ad Agrigento è partita una petizione. Ce ne parla il nostro direttore Arturo Cantella. Una petizione popolare è stata lanciata sul sito change.org per evitare che tragedie come quella di Loredana Guida, giornalista e insegnante agrigentina, che a soli 44 anni è stata uccisa dalla malaria terzana maligna dopo alcuni giorni dal rientro da un viaggio a Lagos in Nigeria e che ha sconvolto l'intera collettività, in quanto nel nostro ospedale manca il reparto malattie infettive. E poiché si vuole evitare che possano accadere in futuro, si chiede che la Regione, nella persona dell'assessore alla sanità Ruggero Razza e il direttore dell'ASP di Agrigento, dottor Alessandro Mazzara, di fare tutto ciò che è in loro potere per la creazione di un reparto di malattie infettive all'ospedale San Giovanni di Dio, che in futuro potrebbe così salvare tante vite. Al momento in cui scriviamo, le firme raccolte sono circa 1800 e si auspica un forte aumento in futuro. In tanti segnalano l'importanza di avere a disposizione nella nostra città dei protocolli sanitari per evitare che si diffondano malattie pericolose e curare patologie gravi come meningite, scabbia, ebola, malaria. Il reparto era già previsto nella pianta ospedaliera per 10 posti per un progetto che si è smarrito tra le lentezze della burocrazia e circa il 40% dei malati che arrivano al reparto malattie infettive dell'ospedale di Caltanissetta proviene dalla nostra provincia. Sentiamo l'ideatore della petizione. Incredibilmente all'ospedale di Agrigento non esiste un reparto di malattie infettive. Questo reparto era stato previsto già nel luglio del 2018 su carta in occasione dell'approvazione della nuova rete ospedaliera. Successivamente è stato anche previsto nell'atto di indirizzo che l'ASP di Agrigento ha inviato alla regione siciliana e che ancora deve essere approvato. E da un articolo giornalistico abbiamo appreso che il 40% delle persone che si recano al reparto di malattie infettive dell'ospedale di Caltanissetta viene da Agrigento, quindi un reparto di malattie infettive qui nel nostro ospedale è più che necessario. Per questo abbiamo creato, con altri amici, ho creato una petizione online sulla piattaforma Change.org con la quale chiediamo al direttore generale dell'ASP di Agrigento e all'assessore della salute della regione siciliana di fare tutto quello che è il loro potere per accelerare l'iter per la creazione di questo reparto che è molto importante per Agrigento. Diciamo, facciamo un appello, cosa deve fare uno, su quale sito deve andare? La piattaforma online si chiama change.org, uno se si collega direttamente al sito può cercare, già digitando reparto di malattie infettive già risulta la petizione, oppure il link si può trovare su tutti i siti di notizie locali che hanno riportato la notizia, oppure circola tranquillamente sui social e se uno basta che cerca riesce a trovarlo, basta cliccare e si può sottoscrivere la petizione che già è arrivata, ha superato già le 1600 sottoscrizioni in circa 2 giorni e se uno vuole dare una mano ancora maggiore basta, può farla circolare anche su WhatsApp, su mail, insomma ogni aiuto è benvenuto, anche perché più firme riusciremo a raccogliere maggiori probabilità ci saranno di sbloccare l'iter per la costruzione di questo reparto.
Incidente mortale tra sabato notte e domenica a Ravanusa. Un'auto con a bordo 4 giovani si schianta contro il pilastro di un cancello d'ingresso di un'abitazione privata. A perdere la vita è Lorenzo Miceli, 28 anni, infermiere ed ex consigliere comunale di Ravanusa. Grave anche la ragazza, 29 anni, di Canicattì, che viaggiava accanto a lui. La procura ha aperto un'inchiesta. C'è il servizio. Uno ha perso la vita, una ragazza è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Santeria di Caltanissetta, un altro si è rotto il femore e un altro ragazzo è stato soltanto medicato. È il tragico bilancio di un incidente stradale autonomo che si è verificato all'alba di ieri all'inizio del centro abitato di Ravanusa sulla statale per Campobello all'incrocio con via Gramsci. La vittima si chiamava Lorenzo Miceli, aveva 28 anni e lavorava come infermiere presso la casa di riposo Santa Teresa di Campobello di Licata. Era stato consigliere comunale nella precedente legislatura ed era un militante del Movimento 5 Stelle. Il padre, Giovanni, è segretario provinciale della UIL Pensionati, mentre lo zio, Rosario, è attuale commissario della Tedol'Ambiente, società d'ambito e liquidazione che si è occupata della raccolta dei rifiuti nel Licatese. Lorenzo Miceli viaggiava su un Alfa 147 in compagnia degli altri suoi amici ed era seduto nella parte posteriore del veicolo. Erano le 4:30 circa quando il conducente della vettura, un trentenne amico di Miceli e pure lui di Ravanusa, dopo la rotatoria all'altezza di Contrada Fiumarella, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il marciapiedi, finendo la sua corsa contro il pilastro di un cancello d'ingresso dell'abitazione privata di alcuni ravanusani. L'impatto è stato violentissimo, tant'è che Lorenzo Miceli è morto sul colpo. Ferita gravemente una sua amica di 29 anni di Canicattì, che pare fosse seduta accanto alla vittima, pure lei nella parte posteriore del mezzo. La ragazza è stata trasferita immediatamente all'ospedale di Caltanissetta, dove i medici che l'avevano ricoverata in codice rosso hanno deciso di operarla. L'intervento è durato circa 4 ore e le condizioni della giovane canicattinese sono molto gravi. La prognosi sulla vita rimane riservata. In ambulanza sono stati trasferiti all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì gli altri 2 ragazzi. I 2 non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono tempestivamente arrivati i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che hanno provveduto a liberare i feriti rimasti incastrati dentro l'Alfa 147. È stato attivato anche l'elisoccorso e nel luogo dell'incidente sono arrivate 3 ambulanze. I soccorritori hanno constatato immediatamente la morte di Lorenzo Miceli e si sono presi cura dei feriti. Lorenzo Miceli, dopo la laurea in infermieristica, aveva trovato lavoro in Emilia-Romagna. Da pochi mesi era tornato a Ravanusa dopo aver trovato lavoro nell'IPAB Santa Teresa, che ha sede a Campobello di Licata e si occupa di assistenza agli anziani. Ieri mattina avrebbe dovuto essere di turno. I suoi colleghi che lo aspettavano, appena hanno ricevuto la tragica notizia, sono scoppiati in lacrime. Ragazzo per bene, molto educato e ricordato da tutti come una persona splendida. Miceli era stato eletto consigliere comunale nel 2012 tra le fila del Movimento 5 Stelle. I funerali di Lorenzo Miceli si svolgeranno oggi nella chiesa madre di Ravanusa. A San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, una donna di 72 anni è morta vittima di un incendio divampato nella sua abitazione al secondo piano di una palazzina. Il marito, suo coetaneo, ha subito delle ustioni alle mani e al viso. È stato rianimato sul posto e trasportato in ospedale in terapia semi-intensiva. Nel centro gravi ustioni del Cannizzaro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, che sono al lavoro anche per accertare le cause del rogo. La procura ha avviato un'indagine. E ancora giallo in Sicilia sui 3 uomini trovati in spiaggia senza vita con la tuta da sub, cadaveri trovati a distanza di pochi giorni in svariati luoghi della costa tirrenica. Il 31 dicembre a Cefalù, l'8 gennaio a Castel di Tusa e pochi giorni dopo, il 15 gennaio a Trabia nel Palermitano. Si tratta di uomini di razza caucasica i cui volti erano completamente sfigurati. Le indagini sembrano ad un punto fermo e non si riesce a identificare i 3 corpi. Nessuno in questi giorni ha denunciato la scomparsa di soggetti che possano far risalire ai 3 cadaveri. Un mistero che si intreccia con i pacchi di hashish portati a riva durante lo stesso periodo sui litorali di Castelvetrano, Cefalù, Messina e Agrigento.
circa 100 kg complessivi di sostanza stupefacente. Potrebbe trattarsi del carico di una nave affondata durante un tentativo di portare la droga in Sicilia. Una perlustrazione della costa che va da Cefalù a Castelditusa con motovedette ed elicottero della Guardia Costiera effettuate nei giorni scorsi non ha portato, pare, a nessun elemento di novità. Per cercare di chiarire il giallo dei cadaveri, la Procura di Termini Imerese, una delle 5 impegnate nel caso, ha deciso di mostrare i tatuaggi dei sub. Il procuratore Ambrogio Cartosio ha autorizzato la divulgazione dei tatuaggi di 2 delle ultime vittime, quelle su cui sta indagando, i cui corpi sono stati trovati nel Palermitano. Diffuso anche il tatuaggio di un cadavere ritrovato il 27 ottobre a Cefalù. Si cerca di capire anche se un altro cadavere ritrovato nei giorni scorsi davanti all'arsenale militare di Messina possa essere collegato alla vicenda. Un vero e proprio rebus che per il momento ha pochi indizi: i tatuaggi e le mute indossate dai sub, di cui 2 con la stessa marca. Come detto, sono 5 le procure impegnate a chiarire il giallo. Oltre a quella di Termini Imerese vi sono quelle di Patti, Messina, Agrigento e Trapani. La Scala dei Turchi chiusa, ma non per i turisti. La denuncia dell'associazione ambientalista Mare Amico, che ha girato anche un video. I visitatori se ne fregano delle transenne. Guardate. Alla Scala dei Turchi, chiusa e recintata da qualche settimana, i turisti continuano ad ignorare l'ordinanza del sindaco di Realmonte Lillo Zicari e in assenza di controlli penetrano pericolosamente nell'area vietata, scavalcando, rompendo la recinzione. Un atteggiamento pericoloso, visti i ripetuti crolli che ci sono stati nella zona. Denuncia la situazione fuori controllo l'associazione Mare Amico, che ha pubblicato un video con gli azzardi dei turisti alla Scala dei Turchi. Nelle scorse settimane l'amministrazione Zicari aveva annunciato la volontà di chiedere un tavolo tecnico specifico in prefettura. Il problema è che la scalinata di Marna, con le sue originarie e suggestive forme, che con le diverse luci del giorno, in particolare al tramonto, diventano autentiche opere d'arte forgiate dalla natura, si sta sgretolando e infatti è stata chiusa il 9 gennaio con una ordinanza del sindaco con l'obiettivo della tutela dell'incolumità pubblica. Dati i crolli avvenuti alla chiusura, è stata decisa per un periodo di 3 mesi. In questo tempo vanno trovate le soluzioni per contrastare il processo di erosione in corso. Per capire l'importanza della questione, il sindaco Zicari ha firmato l'ordinanza, che è di sua competenza, dopo un incontro a Palazzo d'Orleans con il presidente della regione Nello Musumeci. Le luci dei riflettori continuano comunque ad essere puntate su questo patrimonio dal valore geologico, naturalistico, storico e paesaggistico. La decisione del Consiglio Comunale contro la privatizzazione ha un notevole valore che trascende i confini locali e diventa un messaggio concreto e simbolico dell'opinione pubblica internazionale. La scorsa settimana, infatti, il Consiglio Comunale di Realmonte si era pronunciato contro quella che viene definita la privatizzazione della Scala dei Turchi. Ha espresso un chiaro no alla convenzione tra pubblico e privato per la gestione e i diritti del brand di un bene che ha un grande valore per la collettività e può divenire patrimonio dell'UNESCO. La vicenda è complessa. In corso c'è un contenzioso al Tribunale di Agrigento con un privato, il signor Ferdinando Sciabarrà, ex funzionario della Camera di Commercio in pensione, che rivendica il diritto di proprietà. La sua posizione è incentrata sulla rivendicazione che la Scala dei Turchi ricade in una delle particelle catastali di sua proprietà. Ovviamente vi sono anche le norme del demanio pubblico. Le spiagge, ad esempio, rientrano nel demanio. Nell'attesa della risoluzione degli aspetti giuridici, il Comune di Realmonte aveva pensato ad una convenzione tra pubblico e privato per la gestione e i diritti del brand di questo capolavoro della natura. Il brand riguarderebbe anche i diritti d'autore per le foto scattate dai turisti. Dunque, il governo di Realmonte aveva scelto la via del confronto democratico, aperto con i cittadini, e di conseguenza, invece di forzare sulla scelta, ha deciso di aspettare la decisione del Consiglio Comunale guidata dal presidente Felice Vaccaro. La pronuncia del Consiglio Comunale è arrivata: no alla convenzione tra pubblico e privato per la gestione e i diritti del brand della Scala dei Turchi, quindi no alla privatizzazione. Legambiente intanto ha annunciato la volontà di costituirsi in giudizio nell'avvertenza sulla proprietà in corso al Tribunale di Agrigento tra il Comune di Realmonte e il privato. Il parlamentare regionale del PD, Michele Catanzaro, spiega: da mesi mi batto affinché le istituzioni regionali salvaguardino il diritto inalienabile di una comunità a non vedersi scippata del suo patrimonio più grande. Ho gridato alla Sicilia intera la mia ferma opposizione alla privatizzazione e via via, aggiunge Catanzaro, ho visto mobilitarsi le coscienze e unirsi altre voci alla mia, fino al voto del Consiglio Comunale di Realmonte che sancisce il divieto a svendere un sito naturalistico di importanza internazionale, privando la comunità di un bene che abbiamo invece il dovere di tutelare e preservare per le generazioni future. Ora è necessario proseguire con l'iter burocratico affinché la Scala dei Turchi entri tra i siti tutelati dall'UNESCO.
In Sicilia volano le iscrizioni nei licei, crollano negli istituti professionali, primo bilancio delle scelte dei ragazzi che l'anno prossimo si iscriveranno appunto alle superiori, boom negli scientifici, ma anche il classico e il ripresa. Lello Casesa. Sono stati pubblicati dal Ministero della Pubblica Istruzione i primi dati sulle scelte degli alunni siciliani alle scuole superiori. I licei conquistano in vetta la prima scelta, crollano i professionali e gli istituti tecnici riescono a mantenere gli stessi iscritti dell'anno in corso. Questo è il primo responso sulle scelte operate dallo scorso 7 gennaio a ieri dagli alunni siciliani che frequentano l'ultimo anno della scuola media. A giugno dovranno affrontare gli esami finali. Nonostante si tratti di un dato ancora provvisorio, per la Sicilia si profila un incremento consistente dei licei ed un calo non indifferente dei professionali. Gli istituti professionali sono sicuramente penalizzati da 2 riforme nell'arco dei 10 anni. A determinare la scelta, dichiarano gli esperti, anche lo stato di crisi occupazionale che attanaglia ormai da 2 anni la Sicilia e che spinge un numero sempre maggiore di alunni delle medie verso i licei. Gli istituti tecnici mantengono la stessa quota di iscritti in prima espressa a gennaio 2019. Tra i licei ancora una volta sono gli scientifici a fare la parte del leone. Anche i licei classici sono comunque in ripresa. Di qualche decimo di punto crescono anche gli iscritti nei licei linguistici, nei licei delle scienze umane e nei musicali coreutici. Gli unici che fanno registrare un calo di preferenze sono i licei artistici che dal 4% scendono al 3,5%. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Isolato il coronavirus, cure più vicine, dettagli nel servizio di Lello Casesa. L'Italia è tra i primi paesi al mondo ad aver isolato il coronavirus. Vogliamo essere orgogliosi del nostro paese per la notizia sull'isolamento del virus cinese e soprattutto per lo sviluppo delle cure. Un grande applauso a ricercatori e staff medico dello Spallanzani di Roma, orgogliosi del nostro servizio sanitario nazionale, tra i migliori a livello mondiale. Lo scrive sui social il premier Giuseppe Conte. Abbiamo isolato il virus, ha esordito invece il ministro della Salute Roberto Speranza durante la conferenza stampa. Tutto questo significa molte opportunità per poterlo studiare, capire e verificare cosa si può fare per bloccare la situazione. Il lavoro dell'equipe medico-scientifica con una donna siciliana eccezionale sarà messo a disposizione della comunità internazionale. Si aprono quindi spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. Il nostro paese diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca, ha detto il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito. Da oggi saranno previsti rimpatri per gli italiani bloccati in Cina, controlli sanitari anche nei porti, sospensione dei visti, termoscanner negli aeroporti per estendere le verifiche mediche a tutti i passeggeri che arrivano dalla Cina, non con voli diretti ma transitando da altri scali, meno restrizioni per le merci e nessuna chiusura delle frontiere. Gli aeroporti restano sicuramente i luoghi a maggior rischio per la diffusione del virus. Organizzeremo negli aeroporti, dicono i responsabili in Italia, delle aree attrezzate con termoscanner in cui tutti i passeggeri in entrata e in uscita dovranno transitare. Lo strumento ci permetterà di individuare chi ha la temperatura fuori dalla norma. Stessa cosa avverrà sui porti. I medici potranno salire a bordo delle navi per fare analisi ed esami sia se da bordo verranno segnalati casi sospetti, sia agendo autonomamente su disposizione delle ASL. Anche il Ministero della Pubblica Istruzione ha diramato una circolare con le indicazioni del Ministero della Salute dopo la richiesta dei presidi sugli studenti che erano stati recentemente in Cina e che potranno tranquillamente andare a scuola se non hanno sintomi. La CGIL chiede all'assessore regionale Ruggero Razza la nomina del direttore dell'ASP di Agrigento, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Nota stampa del segretario provinciale della CGIL di Agrigento rivolta all'assessore regionale Ruggero Razza. Alfonso Buscemi afferma: quanto ancora, egregio assessore, bisogna attendere affinché la nomini il direttore generale dell'ASP di Agrigento? Crediamo che la comunità agrigentina abbia diritto, insieme alle proprie rappresentanze, di avere un interlocutore stabile a garanzia e a tutela dei diritti della vasta platea dei cittadini utenti. Pur in presenza di indubbia presenza e professionalità dell'impegno e sacrifici profusi dai singoli dirigenti e operatori dell'intero sistema,
Non possiamo non rilevare, continua Buscemi, una condizione complessiva di criticità, carenze e debolezze strutturali. Auspichiamo pertanto un nuovo inizio che realizzi compiutamente la missione dell'azienda, al di là delle tante diffuse e legittime sollecitazioni che provengono dalle singole realtà e dai tanti soggetti, a partire da quelle più sole e più vulnerabili, in cui i bisogni di salute e di assistenza spesso non vengono del tutto soddisfatti. Egregio assessore, afferma Buscemi, non è retorico affermare che in una provincia come quella di Agrigento, ultima per i tanti indicatori socio-economici e culturali, che la vera sfida per l'insieme degli attori è quella di contribuire a elevare il tono e il livello del confronto su materie complesse. Una vera operazione verità e trasparenza sullo stato di salute dei singoli presidi ospedalieri e dei servizi della medicina del territorio, in un'ottica di coordinamento e integrazione delle politiche sanitarie con quelle sociali, con l'esclusivo obiettivo di elevare il livello qualitativo delle strutture, servizi e prestazioni sociosanitarie e assistenziali. Siamo certi, conclude Buscemi, che è l'assessore la consapevolezza dell'urgenza di un suo immediato intervento. Questa volta la pesca di seppie e novellame, in un periodo in cui è vietato, è andata male, anzi più che male. I militari della Guardia Costiera di Porto Empedocle hanno sorpreso nella zona di Streccagrande a Ribera alcuni pescatori di frodo proprio mentre erano intenti a gettare le reti illegali. I militari della Guardia Costiera hanno individuato e posto sotto sequestro ben 4 reti di tipo tremaglio da 150 metri cada una e una rete combinata da 250 metri. I militari hanno anche levato un verbale di 1.000 euro per detenzione di attrezzi non consentiti. I rifiuti si separano, Capre è scritto in un volantino con tanto di calendario della raccolta differenziata che sta circolando nella città di Agrigento, un volantino che sembra riconducibile al comune, cosa assolutamente non vera. E a chiarirlo è stato l'assessore comunale all'ecologia Nello Amel. L'autore è anonimo e io mi dissocio da questa iniziativa perché non è questo il modo di sollecitare i comportamenti giusti. Il riferimento dell'assessore è appunto all'epiteto utilizzato, Capre. Valuteremo con l'ufficio legale, dice Amel, se ci sono estremi perseguibili penalmente per sporgere denuncia. Ritmi latinoamericani sul palco del Teatro Pirandello di Agrigento con l'orchestra jazz siciliana The Brass Group. Lello Casesa. Successo al Teatro Pirandello per il concerto dell'orchestra jazz siciliana con la Latin Explosion, ritmi travolgenti firmati dal Brass Group diretta dal maestro Domenico Riina. Un pubblico attento ha apprezzato ed applaudito l'orchestra jazz siciliana, fiore all'occhiello della musica in Sicilia e nel mondo. Un intenso spettacolo di 90 minuti che ha visto sul palcoscenico del Pirandello i migliori talenti dell'orchestra jazz del Brass Group di Palermo, composta da 25 elementi sui ritmi travolgenti della musica latinoamericana. Un concerto che ha raccontato in musica i più grandi autori del jazz afroamericano professionalmente diretti dal maestro Riina. La versatilità degli artisti del brass è certamente una delle qualità che ci piace rilevare, che permette all'orchestra siciliana di affrontare con assoluta fluidità ogni stile musicale che va dal jazz al Dixieland, allo swing, al blues, al soul, fino al Latin jazz, come lo spettacolo offerto in un'autentica esplosione di sonorità, colori e ritmi latinoamericani. Lo spettacolo in apertura ha previsto la degustazione del vino siciliano Giano Rosso prodotto sul Lago Arancio dalla cantina di prima di Sambuca di Sicilia, un vino che proprio recentemente ha conquistato la medaglia d'oro nella competizione Gilbert Gaillard, manifestazione che premia le eccellenze vinicole nel mondo. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Calcio eccellenza, solo un pari per l'Acragas a San Cataldo e durante la partita giocata dal Pro Favara sgradevole episodio per il collega Totò Arancio. Il cronista, costretto da anni su una sedia a rotelle, è stato fatto allontanare dal campo dall'arbitro. Carmelo Lentini. Termina in parità il match d'alta quota del Valentino Mazzola tra la San Cataldese e l'Acragas. Locale all'arrembaggio sin dai primi minuti riescono a portarsi in vantaggio con i bomber Savasta. Nella ripresa un colpo di testa di Alfonso Cipolla sugli sviluppi di un calcio di punizione consente alla squadra dei Temple di agguantare il pareggio che
gli consente di mantenere l'imbattibilità in campionato. Ne approfittano sia il Dattilo, che supera il Monreale con il più classico dei risultati, che il Canicattì, il quale batte il Giraci per 4-1 e riagguanta la seconda posizione solitaria, approfittando appunto del pari esterno dell'Acragas. Si rifà sotto il Mazzara, vittorioso a Castellammare. Bella vittoria del Pro Favara, che infligge una sonora sconfitta allo Sporting Vallone per 7-0 con la tripletta di Rose e alle reti di Azzara, King e Settecase. A proposito di quest'ultima gara, si è registrato un fatto increscioso, inaccettabile. Il collega Totò Arancio, conosciutissimo e stimatissimo in tutti i campi di calcio ed altre strutture sportive, è stato fortemente penalizzato nell'adempimento del proprio lavoro di cronista ed inviato del quotidiano La Sicilia di Catania. Regolarmente accreditato, gli è stato vietato dall'arbitro di entrare dentro il rettangolo di gioco nella consueta e solita posizione di lavoro, come succede da oltre un trentennio senza problemi. Un episodio che ha scatenato giustamente le ire degli addetti ai lavori e della categoria della stampa. Intanto porgiamo la nostra più grande solidarietà al collega Totò Arancio, con l'augurio che simili episodi non debbano più succedere e che presto possa essere chiarito il tutto con le dovute scuse. Ritornando al calcio giocato, domenica prossima si gioca all'Esseneto il derby Acragas in Canicattì, mentre il Dattilo sarà ospite a Campofranco del locale Sporting Vallone. È stata una partita molto equilibrata, una partita che avrebbero potuto vincere entrambe le squadre. C'è stato un primo tempo molto equilibrato, però sinceramente nel secondo tempo l'Acragas ha tenuto più il pallino del gioco e secondo me con un po' di determinazione poteva portare a casa 3 punti, senza niente togliere alla San Cataldese che ha fatto una grande partita, è una grande squadra, quindi siamo contenti del punto, però per l'obiettivo che ci siamo prefissati oggi in relazione al fatto che Canicattì e Dattilo giocavano in casa, infatti hanno vinto, l'obiettivo era 3 punti. Sapevamo che non era facile, però sinceramente il secondo tempo con un po' di cattiveria agonistica in più potevamo anche vincerla. Certamente l'episodio che ha giocato a nostro sfavore è stato il rigore, perché se Gambino fa l'1-1 e andiamo a riposo 1-1 forse avremmo potuto raccontare un'altra partita, anche perché dopo il rigore sbagliato Gambino non ha fatto, diciamo, la sua migliore prestazione stagionale, perché giustamente ha subito il contraccolpo psicologico, però va bene così, continuiamo la nostra marcia, certo le giornate diventano 10 adesso, la rincorsa è ancora più dura, però il calcio ci insegna che nulla è scontato e che finché c'è vita c'è speranza. San Cataldese è una squadra di grande rispetto, ben allenata, ha un ottimo allenatore, ha ottimi giocatori, l'avevo detto in settimana, lo ripeto adesso, ci aspettavamo una partita coraggiosa, una partita tosta, così è stata. Secondo tempo chiaramente di nostra marca, siamo stati leggermente sfortunati, probabilmente ci è mancato qualcosa per poterla concludere, lo abbiamo giocato per vincere, l'avevamo dichiarato prima e l'abbiamo detto anche in campo, però poi il campo dice la verità. Sono state 2 squadre che si sono combattute dal primo all'ultimo minuto, è stato un buon pomeriggio di sport e noi siamo un po' rammaricati, speravamo e credevamo di fare qualcosa di più, però c'è sempre l'avversario che ti contrasta e ti dice qualcos'altro, perciò accettiamo a malincuore questo risultato, però non possiamo lamentarci troppo. È l'episodio che suo malgrado ha visto protagonista il collega Totò Arancio, corrispondente della Sicilia e direttore dell'emittente radiofonica Rete 94, da tempo costretto sulla sedia a rotelle, che ieri è stato letteralmente cacciato dall'arbitro nonostante fosse sul campo sportivo per lavoro, non può passare inosservato. Margherita Trupiano. Quel buon senso tra rigore e rispetto delle regole e vita normale per chi vive in una condizione di disabilità. Buon senso, umanità, equilibrio, elementi sempre più rarefatti che confermano il loro progressivo dissolversi in questa società intessuta su reti
fatte da piccoli sgammetti, giochetti, sopraffazioni e violenze. La premessa ci serve per evidenziare quanto accaduto ieri a Favara al collega Salvatore Arancio, da tutti conosciuto e stimato per l'amore e l'attenzione che mette nella sua professione di giornalista, che vive con grande serenità la sua condizione di disabile su una sedia a rotelle, che si trovava a bordo campo e che è stato allontanato dall'arbitro semplicemente perché non era indistinta. Il giornalista era lì per lavoro, del resto, allo stadio di Favara, come accade nella maggior parte dei campi, esistono barriere architettoniche che non permettono a chi è in condizioni di disabilità di poter fruire di spazi adeguati. Dunque, la presenza a bordo campo di Salvatore Arancio era obbligata, nulla di abusivo, una necessità. Del resto, il fiscale rispetto delle regole è giusto che vada preteso, ma solo quando ci siano le condizioni che ne rendano possibile l'attuazione. Ripetiamo, nel caso specifico, la struttura sportiva non è attrezzata per accogliere i disabili. Ma l'arbitro non ha voluto ascoltare alcuna spiegazione. Il giornalista, con la sua sedia a rotelle, semplicemente con tutta l'autorità determinata da un ruolo, lì non doveva stare. Un episodio che ha indignato l'intera categoria, che subito è intervenuta con note di solidarietà e protesta. Ma torniamo a quanto detto in apertura. C'è un problema culturale. Torniamo a battere su quel rispetto che, indipendentemente da tutto, si deve ai nostri simili. C'è un deficit di base, ci spiace dirlo, di scarsa attenzione educativa e formativa verso coloro che per svariate motivazioni si trovano a vivere in condizioni di svantaggio. Una leva sulla quale pretendere ci siano dei margini entro i quali ruoli, regole e obiettivi contemplino la prioritaria necessità di essere umani, oggi più che mai. Totò Arancio, siamo tutti con te. La Presidente della Commissione Salute dell'Ars, Margherita La Roccaruvolo, esprime la propria solidarietà al giornalista Totò Arancio, disabile in carrozzina da anni, al seguito di diverse squadre di calcio, che è stato fatto uscire dall'arbitro dal terreno di gioco dello stadio Bruculeri di Favara, dove si era posizionato come di consueto per seguire la partita. Al giornalista Totò Arancio esprimo tutta la mia solidarietà e la mia stima. L'augurio di Chiara La Roccaruvolo è che dopo questo spiacevole episodio, a quanto pare dovuto a un'applicazione molto rigida del regolamento da parte dell'arbitro, Totò Arancio possa continuare a seguire le prossime gare sportive senza problemi, a poterle raccontare con la passione, la professionalità e la competenza che lo hanno sempre contraddistinto. Ancora calcio, eccellenza poker per il Canicattì sul Geraci, che resta secondo in classifica e si prepara al derby di domenica prossima contro l'Acragas. C'è il servizio. Poker di reti del Canicattì su un buon Geraci che ha retto bene il campo prima che padrone di casa dilagassero. Il primo tempo finisce con il Canicattì avanti di un gol realizzato al primo minuto da Angelo Caronia. Al decimo del secondo tempo, su calcio d'angolo, Iannizzotto di testa trafigge Valenti. La gioia del pareggio dura un minuto perché Matera fa un buon lavoro, supera Tarantino e ribatte a rete. 2-1. Sale in cattedra Giuseppe Tedesco, canicattinese doc, che al 25esimo, dopo un ottimo lavoro sulla fascia, entra in area, supera 3 avversari e piazza la palla al centro per la corrente Facundo Cascio, che era subentrato a Pira, e segna. La quarta rete al 34esimo, Fiore lavora sulla fascia e Angelo Caronia segna una sorta di rigore in movimento. La delusione del tecnico delle Geraci, Claudio Grimaudo. Sì, giustamente prendendo gol subito in una piazza così, una squadra ben organizzata come il Canicattì, è normale che poi insomma è dura, però alla fine penso che la mia squadra abbia fatto un ottimo calcio, avevamo sfiorato il pareggio con Senè. Sotto l'aspetto tattico e calcistico, come gioco alla mia squadra non ci posso dire niente. Mi rammarica il fatto di aver perso una partita dopo aver pareggiato, prendere gol in una maniera infantile, che loro sanno benissimo che su palla scoperta insomma la difesa deve arretrare. Mi dispiace tanto, mi dispiace per i miei ragazzi, perché poi come le ho detto, sotto l'aspetto anche della voglia non ci posso dire niente. Diciamo che alla fine posso dire
con tutto il rispetto per Canicattì e per l'allenatore Peppe Romana che conosco benissimo, un'ottima squadra, però magari prendere gol così è stato assurdo, magari ce la potevamo giocare ancora meglio se magari facevamo meno errori noi. Soddisfatto invece l'allenatore del Canicattì, Pippo Romano. Abbiamo incontrato secondo me una buona squadra, forse la migliore vista qua sotto l'aspetto organizzativo, è una buona squadra che faceva delle buone ripartenze. Noi abbiamo faticato il primo tempo, non siamo stati lucidi come di solito siamo, abbiamo fatto fatica, poi nella ripresa la partita è stata subito da parte loro pareggiata, ma abbiamo avuto subito una grande reazione e poi l'abbiamo condotta in maniera agevole. Una buonissima partita, complimenti ai ragazzi perché non era facile reagire dopo l'1-1 subito e invece questa squadra ha dimostrato ancora ulteriormente, se ce ne fosse bisogno, di avere grande qualità e grande dedizione a recuperare partite quando si mettono in questa maniera. Ecco, più serenità, uno spogliatoio adesso è una panchina più lunga, questo insomma le permette anche di fare scelte tattiche diverse. Sì, il fatto di avere già un organico con 20 giocatori a disposizione è diverso di lavorare con 13-14 giocatori. L'organico adesso mi soddisfa perché ci sono giovani interessanti anche per una prospettiva, quelli che ci sono già dall'inizio danno ampie garanzie sotto il profilo della serietà, della professionalità. Stiamo lavorando bene. Oggi per noi, dopo una sconfitta di domenica scorsa contro l'Amparmond, era necessario ritornare al successo, ci siamo riusciti bene contro una buonissima squadra, non era semplice, però ripeto ancora una volta complimenti ai ragazzi che sono stati veramente encomiabili oggi. Adesso si pensa alla prossima sfida, il derby di domenica all'Esteneto di Agrigento contro l'Agragas. Una settimana di fuoco, sarà un altro impegno domenica prossima importante contro una grande squadra, una squadra forte, ma noi andiamo sempre a giocarci la partita come sappiamo fare, cercando di fare una bella partita e chiaramente di ottenere un buon risultato. Non sarà semplice perché incontriamo, ripeto ancora, una grande squadra, però nella mentalità che abbiamo è quella di andarci a giocare le partite a viso aperto. L'Agragas ha pareggiato con la San Cataldese ed è terza in classifica alle spalle del Canicattì con 2 punti in meno. Adesso i risultati di promozione e gli aggiornamenti della classifica con Carmelo Lentini. Nel campionato di promozione Girone A, nuovo a lungo in classifica generale dell'Unitas Sciacca, che adesso vede alle spalle non più il Casteltermini, bensì la Folgore di Castelvetrano. La compagine folgorina infatti ha espugnato il campo della Mazzarese ed approfittando delle pari del Casteltermini a Partinico scavalca la squadra di Pino La Bianca. Finisce in parità il derby del Salaci tra il locale Camarat e l'Empedoclina. Le reti sono state di Adere e Arnone, che hanno permesso alla squadra marinara di mantenere il sesto posto in classifica generale. Ancora sconfitta per la Gattopardo, che però esce a testa alta dal rettangolo di gioco di Villabate. Scendendo di categoria, quindi in prima categoria, a causa del tragico incidente che è costata la vita a un ragazzo di Ravanusa, la gara Atletico Gorgonia-Ravanusa è stata rinviata a data da destinarsi. Si sono giocate le altre gare in programma e che ha visto l'Atletico Favara vincere fuori casa sul campo della Gira. Adesso, ma con una gara in più giocata, la compagine favarese guida la vetta della classifica. Non fa oltre il nulla di fatto il Raffadali, fermato tra le mura amiche dal forte Master Pro. Buon pari anche per la Libertas, fermato però in casa dal Nicosia. Basket, la Fortitudo Agrigento non è riuscita a battere la capolista. Torino e biancazzurri perdono con il risultato di 86-72. Arturo Cantella. È stata una partita combattuta quella che la squadra del coach Cagnardi ha giocato domenica al Palagianni Asti di Torino, squadra capolista. L'incontro valevole per l'8ª giornata del campionato di ritorno di Serie A2 Girone Ovest. Ricordiamo che all'andata fu proprio la squadra di Moncada ad avere la meglio sul Torino, vincendola. Al ritorno non è stato così, perché pur combattendo fortemente la squadra di Albano Chiarassella non è riuscita nell'intento di battere la capolista. I biancazzurri hanno perso per 86-72.
Un tributo da brividi al Palagiani Assi di Torino. Tutti in piedi hanno ricordato l'immenso Kobe Bryant. La Fortitudo Agrigento per l'occasione ha indossato una maglia in onore del campione scomparso tragicamente una settimana fa. L'assenza di Christian James si fa sentire in casa Rinnovabile Agrigento, che è trascinata da un grandissimo Simone Pepe da 28 punti. La prestazione della Guardia classe 93. Tuttavia non basta per conquistare la vittoria sul campo di Torino, che nell'ultimo periodo strappa il decisivo parziale e vince per 86-72. Sesta vittoria di fila così per il Basket Torino, che allunga sul Casale e sull'Agrigento approfittando della sconfitta delle due. Ora è a +4 il vantaggio per la capolista. È stato Simone Pepe a realizzare maggiori punti, 28, quindi Ambrosin ed Esle con 13, Gianni Veronesi con 12, Albano Chiarassella con 3, Simone Moretti con 2, Paolo Rotondo con 1. I risultati dell'8ª giornata: Novi Casale Monferrato 2B contro il Trapani 52-77, l'Orlandina Basket Capodorlando contro il Beltran Tortona 75-88, Reale Mutua Torino Rinnovabile Agrigento 86-72, Gevi Napoli Bergamo 77-75, BCC Treviglio Assicurazioni Latina 69-65 ed il Nol Biella Zeus Group Rieti 93-64, Givova Scafati Eurobasket Roma 68-72. In testa è la Reale Mutua con 30 punti, a seguire Novi Casale Monferrato, Rinnovabile Agrigento ed Inol Biella con 26, quindi il Beltran Tortona con 24, insieme al Control Trapani, Zeus Energy Group Rieti con 22, BCC Treviglio e Givova Scafati, quindi il Gevi Napoli con 20, Benacquista Assicurazioni Latina con 18, l'Eurobasket Roma con 14, l'Orlandina Basket di Capodorlando con 12, Bergamo 8 punti. Il prossimo turno vedrà la Rinnovabile Agrigento giocare con il Bergamo giorno 5 febbraio e l'altra siciliana Orlandina Basket fuori casa con il più Casale Monferrato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.